Buongiorno da TVA Notizie. Oggi giornata della memoria con tante iniziative nell'Agrigentino. Alla ricorrenza è dedicata gran parte del nostro telegiornale. Cominciamo con la cerimonia alla Prefettura di Agrigento con la consegna di 2 medaglie alla memoria. Arturo Cantella. Manifestazione stamani in prefettura ad Agrigento in occasione della giornata mondiale dello Shoah. Il prefetto Maria Rita Cocciufa ha consegnato 2 medaglie d'onore conferite dal Presidente della Repubblica Mattarella su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri a 2 cittadini della nostra provincia originari di Aragona, deportati in 2 lager nazisti. Si tratta di Giuseppe D'Alessi del 1923, catturato dai tedeschi in Dalmazia, il secondo Vincenzo Lamendolo del 1912, catturato dai tedeschi alla frontiera greco-albanese e deportato in un campo di prigionia in Germania. Hanno ritirato le medaglie il nipote Giuseppe D'Alessi e la nipote Patrizia Lamendola. All'evento erano presenti le autorità civili e militari, il sindaco di Aragona, quello di Agrigento. L'accompagnamento musicale e le letture sono state eseguiti dagli alunni della scuola Pirandello, diretta da Rosellina Greco. Lo ripeto spesso, non è solo un dovere. Io credo che sia un impegno, un obbligo morale, ma anche un obbligo diciamo dettato dalla storia. Quella degli ebrei è una vicenda purtroppo emblematica che richiama tante altre fasi della storia terribili, ma forse mai come quella. Quella è stato qualcosa che ancora oggi ci deve fare indignare, ma ci deve fare anche leggere in maniera critica quello che è stato quel periodo così buio per l'Italia e per l'Europa intera. Ecco, noi ai nostri ragazzi, soprattutto ai ragazzi delle scuole, stamattina qui c'è questo gruppo di ragazzini che insomma ringrazio anzi con l'occasione anche la dirigente scolastica che suoneranno e leggeranno anche dei brani brevi e con qualche riflessione su Primo Levi e Liliana Segre. E a questi ragazzini simbolicamente voglio proprio dire questo. Cercate di studiare, di leggere, di capire, di conoscere bene anche questa fase della storia, perché solo così vi potete fare una coscienza critica e attivare gli anticorpi, io le chiamo così, attivare gli anticorpi perché certe cose non succedono veramente più. Oggi si sono scelti 2 aragonesi che sono morti durante la guerra. Ecco, il fatto che ancora ci sia questa attenzione, questo punto anche nei confronti degli eredi, perché ovviamente non ce ne sono più di queste persone, sono già decedute, sta a testimoniare che la Repubblica, e questi sono riconoscimenti conferiti direttamente dal Presidente della Repubblica, continua a ricordare e non dimentica tanti suoi figli che in questo caso non hanno sacrificato la vita, ma hanno vissuto questa esperienza drammatica dei campi di concentramento con grande dignità e soprattutto rimanendo esseri umani. E oggi è una giornata importante non solo per i 2 aragonesi che oggi riceveranno la medaglia, i parenti che chiaramente hanno avuto la disgrazia di essere stati deportati e quindi di subire tutte le sevizie, tutte le torture che diciamo allora la dittatura imponeva. Ma comunque, come dice il senatore Segre, sono delle giornate che bisogna continuare a ricordare per fare capire ai nostri giovani quello che è il valore della libertà, quello che è il valore della Repubblica. Stiamo vivendo oggi con la guerra in Ucraina e quello che stanno vivendo gli ucraini e tutti quelli che vengono chiaramente catturati e quindi diventano comunque dei carcerati di guerra che subiscono le stesse sevizie. Quindi è importante, e ringrazio la Prefettura per questa iniziativa, ed è importante continuare a ricordare in queste giornate quello che hanno passato i nostri avi e che ci hanno dato oggi la possibilità di poter vivere in una Repubblica democratica e civile come quella che stiamo vivendo. Fa piacere questo ricordo, questa medaglia? Sì.
Sì, tra l'altro io con mio nonno ero molto legato, sempre mi parlava di queste cose. Oggi veramente sono orgogliosa di lui, veramente. Una bella giornata. Basta, sì. Una giornata che fa pensare molto, suscitano diversi pensieri negativi, emozioni negative, angoscia, tristezza, ma al contempo un momento di commozione perché ci rende orgogliosi del contributo dei nostri posteri, in particolare di mio nonno, e ci fa sperare in un futuro migliore. La scuola ha il compito fondamentale di mantenere viva la memoria attraverso la conoscenza dei fatti, attraverso lo studio della storia, perché senza conoscenza non c'è memoria e bisogna far comprendere alle nuove generazioni le atrocità del passato, l'orrore dell'Olocausto per impedirne qualsiasi ritorno. Nelle scuole la giornata della memoria ha fatto registrare una grande partecipazione. All'Istituto Rita Levi di Montalcini, al plesso Giovanni Paolo II, è stato presentato il progetto La Shoah spiegata ai bambini. Vediamo. Oggi si ricorda il giorno della memoria anche qui presso l'Istituto Giovanni Paolo II con una iniziativa bella che coinvolge i ragazzi e una grande testimonianza. Oggi in occasione della giornata della memoria abbiamo l'onore di ospitare una testimone di guerra, un insegnante in pensione, la signora Franca Lazzano Rao, la quale si è resa disponibile, ha accettato immediatamente il nostro invito proprio per dare questa emozione ai nostri alunni, per poter comprendere con semplicità l'importanza di questa giornata, appunto la Shoah, la giornata della memoria. Siamo nel plesso Giovanni Paolo II dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Agrigento, diretto dal professor Luigi Costanza. Come dicevo, abbiamo portato avanti questa iniziativa con molto entusiasmo, proprio perché è importante che i bambini fin da piccoli possano comprendere l'importanza di questa giornata. Noi abbiamo svolto tante attività per portare avanti il progetto La Shoah spiegata ai bambini. Sono state coinvolte tutte le insegnanti delle classi quarta e quinta di questo plesso Giovanni Paolo e hanno svolto delle attività. E proprio per educare fin da piccoli al rispetto delle differenze contro ogni forma di violenza e discriminazione, conservare la memoria della Shoah nelle scuole per evitare che fatti analoghi possano nuovamente ripetersi, proprio per maturare una coscienza etica, morale e civile adeguata ad annullare qualsiasi forma di violenza, di ingiustizia e prevaricazione, sia per il presente che per il futuro. Ecco, come mai hai accettato oggi qui di testimoniare? Con piacere l'insegnante Cristina, che è mia nipote, mi ha invitato, dice di venire e fare conoscere la tua memoria storica. Perché io nel 1943 ero una bambina più piccola di loro. Quindi ho tante reminiscenze, solo che voglio parlare dei bombardamenti di Agrigento con i bambini, perché magari gliel'avranno raccontato così. Io non dico che l'ho vissuta bene, perché c'era la mia mamma che mi raccontò tutto, e io l'ho rivista come se fosse presente in quel momento. Che eravamo, scappavamo, c'erano i bombardamenti e si andava nei rifugi. Lei quanti anni aveva? Io avevo 7 anni. Dove abitava? In che zona abitava? Abitavo in via Atenea e la mia casa è stata distrutta in via Atenea 47. Che e qual era il rifugio più vicino Roma, a via Atenea? Via Roma si chiamava. Il rifugio più vicino qual era allora? Il rifugio San Francesco, vicino all'Immacolata, che c'era un liceo là, il liceo classico, che è stato distrutto. Quindi andavate lì e vi... No, di notte e di giorno si scappava nei rifugi.
c'era il portone accanto, un portone grande, e ci infilavamo, mi diceva mia mamma, di questo portone, e arrivavamo a questo ricovero, che poi ne sono morti migliaia ne sono morti il 12 luglio. Gli americani entrarono e hanno fatto danno. È la conclusione di un progetto che è durato tutto l'anno e che vede oggi nella giornata dello Shoah la sua conclusione. Ne parliamo con la docente che ha creato questo evento. Allora, diciamo che è la conclusione di un progetto che si è avviato già da diversi anni, poi causa Covid non abbiamo potuto ampliarlo più di tanto. Non sono stata io a ideare il progetto perché comunque per noi è sempre un'attività interdisciplinare che abbraccia tutte le discipline, dall'italiano all'arte, alla musica, anche l'educazione fisica. Storia e geografia soprattutto in questo caso. Ci siamo imbattute tempo fa in una intervista di Liliana Segre, durante la quale affermava che un insegnante, se ama il suo lavoro, non lo deve vedere solo come un posto di lavoro, ma essendo un'educatrice, e se si sente di essere un'educatrice, il capitolo Shoah non deve essere dimenticato. E noi per tanto tempo abbiamo aspettato di poter aprire le porte di questa scuola ad una persona che potesse dare testimonianza di vita reale a questi bambini, perché possiamo indottrinarli come vogliamo, con i libri, con le immagini, con le fotografie, ma vivere realmente l'esperienza, sentire e soprattutto memorizzare l'esperienza di vita di una persona che ha vissuto la guerra, penso che per i bambini tra i 9 e i 10 anni, con un linguaggio molto semplice, adeguato a loro, senza grandissimi traumi, tra virgolette, sia il modo migliore per poter ricordare sempre la pagina più nera della nostra storia. Di lager dimenticati e di militari italiani internati si è parlato invece al liceo scientifico Leonardo. Oggi un'interessante iniziativa nel giorno della memoria qui all'Istituto Leonardo. Sì, oggi la comunità scolastica del Leonardo è chiamata a celebrare la giornata della memoria istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 1° novembre del 2005, il ricordo delle vittime dell'Olocausto. Noi riflettevamo sul fatto che in un mondo come quello di oggi, caratterizzato da incomprensibili, ingiustificabili conflitti, oggi celebrare il giorno della memoria significa sicuramente affermare ai nostri ragazzi che il loro futuro come buoni cittadini di oggi, ma soprattutto del domani, passa dalla consapevolezza del grande valore educativo della memoria, e per questo è nostro compito oggi sensibilizzare i nostri giovani proprio per ricordare quegli eventi storici che non possono essere dimenticati. Una giornata ricca con tanti ospiti, anche un video che verrà proiettato ai ragazzi. Il video è uno dei momenti cruciali, uno dei momenti più importanti della giornata di oggi, che si avvale di un bouquet di presenze molto importanti. Innanzitutto abbiamo il ritorno nella nostra scuola del professore Angelo Natalello, un docente che per tanti anni ha insegnato al Liceo Leonardo, che ci parlerà di Oflag e Stalag, e insieme a lui si affiancherà la professoressa Dalgisa Monreale, che parlerà del giornalino dei lager di Edinburgh. Ci saranno delle letture dei nostri ragazzi. A questo punto non possiamo fare altro che invitarvi a seguire quello che sarà poi lo streaming della nostra giornata. Professore, quanto è importante oggi parlare e ricordare ai ragazzi, ai giovani, quello che è successo? Allora è importante perché certi fenomeni in realtà la storia li ripropone e le ripropone ancora anche oggi. Se vediamo la geografia proprio internazionale, i rigurgiti del razzismo in più aree geografiche si sentono e si avvertono in maniera estremamente pericolosa, e quindi ricordare ma non banalizzare, perché la ritualizzazione un po' di questa giornata l'ha in un certo senso banalizzata, quindi si deve accompagnare in realtà la memoria
non solo degli ebrei, ma degli Imu per esempio, e se vogliamo dare uno sguardo appunto più generale a tutto quello che sta succedendo o che è già successo contro i curdi, contro gli armeni, per esempio contro i Tutsi, contro i pelli rossa, contro gli indios, eccetera, eccetera. E quindi è bene che soprattutto i ragazzi capiscano la pericolosità del fenomeno e quindi vengano così immunizzati in un certo senso da certi virus che ancora la nostra società, di cui la nostra società ancora soffre. Ancora sulla giornata della memoria, in piazza Cavour, flash mob dell'istituto Anna Frank. Gli alunni dell'Istituto Anna Frank di Agrigento, diretto dal DS Alfio Russo, stamani hanno effettuato un corteo silenzioso, il cammino della memoria, che dalla sede della scuola si è recato in piazza Cavour, dove si è svolto un flash mob, un'azione dimostrativa e collettiva intitolata Libertà e Rinascita, quindi a seguire l'esecuzione della canzone della vita è bella, togliendosi la maglietta nera indossata lungo il corteo come atto simbolico di rinascita. Presenti anche il sindaco della città Miccichè, che ha portato il saluto delle amministrazioni agli alunni presenti, insieme al dirigente scolastico dell'Istituto Anna Frank, Alfio Russo. Abbiamo voluto dare un segno visivo, tangibile, con questa piazza che adesso si riempie di colore, perché i ragazzi hanno tolto la loro maglietta, con questa azione dimostrativa per ricordare la necessità di non dimenticare e quindi fare in modo che il messaggio che ci arriva purtroppo dagli orrori e dalla tragedia della Shoah rimanga vivo anche nella loro mente e siano consapevoli che certi errori del passato non si devono ripetere. Il giorno della memoria e proprio i ragazzi sono la nostra classe futura dirigente, proprio far capire loro cosa vuol dire il giorno della memoria, far conoscere loro l'olocausto, far capire quello che è successo negli anni 40 nella nostra Europa. Il clima lo ha permesso, c'è una grande partecipazione. Io ringrazio il preside, il dirigente Alfio Russo, ringrazio anche tutti i docenti che hanno contribuito per la riuscita di questa importante manifestazione. Vedo che è sentita molto dai ragazzi e la partecipazione è ampia. A Cattolica Eraclea, piantato l'albero della memoria. Dopo che è stata istituita dal governo italiano nel 2000 questa giornata della memoria, è giusto ricordare per tutti i nostri giovani, di generazione in generazione, perché questo giorno non venga mai dimenticato, perché negli errori commessi nel passato si può aggiustare il filo del futuro, non devono più essere commessi questi errori. Abbiamo accolto con entusiasmo l'invito da parte del Comune a partecipare a questa giornata in cui appunto verrà piantato l'albero della memoria. Ovviamente questa è una giornata molto importante su cui bisogna continuare a riflettere per non dimenticare le atrocità passate e soprattutto bisogna lavorare con le giovani coscienze e quindi chi più della scuola doveva essere presente oggi in questa giornata. Con i ragazzi in questi giorni abbiamo affrontato più volte l'argomento e sono stati ovviamente sensibilizzati per questa giornata. Quindi siamo onorati oggi di essere qua, di dare il nostro contributo come Istituto Garibaldi, Plesso Ezio Contino. L'Istituto Garibaldi, Plesso Ezio Contino, Cattolica Eraclea, oggi ha voluto commemorare questa giornata perché questo filo spinato non è ancora stato tagliato. Perché se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Perché Auschwitz è fuori di noi, ma è intorno a noi, è nell'aria. La peste si è spenta, ma l'infezione ferteggia. Sarebbe sciocco negarlo. Perché quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo. E cambiamo argomento. Festa del mandorlo in fiore ad Agrigento dal 5 al 12 marzo con danze, musica, spettacoli, concerti, mostre e tanto altro. Il programma è stato definito ieri sera dallo staff diretto da Giovanni Di Maida. La manifestazione, giunta alla 75esima edizione, si propone di diffondere messaggi di speranza, di armonia e concordia.
A breve sarà organizzata dal Comune di Agrigento un'apposita conferenza stampa sui dettagli della manifestazione, organizzata dal Comune, dal Parco Archeologico della Valle dei Templi, Distretto Turistico e Fondazione Teatro Pirandello, con il contributo del Ministero del Turismo e della Regione Siciliana. Michele Cimino è stato nominato commissario liquidatore dei consorzi ASI di Agrigento e Trapani. Arturo Cantella. La Giunta Schifani ha approvato oggi 2 nomine chiave nell'ambito delle attività produttive. Si tratta dell'agrigentino Michele Cimino, nominato commissario liquidatore consorzi ASI dell'area occidentale Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Gela, e di Marcello Guardani, che diventa commissario straordinario dell'ISARP, Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive. Entrambi le nomine sono state proposte dall'assessore regionale per le attività produttive Edita Maio. Le 2 nomine sono il risultato del lavoro del governo Schifani per assicurare una soluzione efficace nella direzione dell'azione di semplificazione amministrativa già intrapresa. I 2 ruoli saranno ricoperti da uomini di mia fiducia, politici di lungo corso che hanno ricoperto numerosi incarichi amministrativi. Sono convinto che i 2 nuovi commissari, afferma Schifani, saranno supportati da un team di legali ed esperti che collaboreranno a titolo gratuito, faranno un ottimo lavoro contro il malaffare e la corruzione a favore della trasparenza e della buona amministrazione. Così ha commentato l'assessore regionale alle attività produttive Tamaio. Michele Cimino, del 1968, avvocato cassazionista agrigentino, è stato assessore alla cooperazione, al bilancio e all'agricoltura, alla programmazione dei fondi comunitari ed è stato amministratore unico dell'AMAT. Sarà il nuovo commissario liquidatore dei consorzi ASI che ricadono nell'area occidentale della Sicilia, tra cui Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Gela. Marcello Guardani, del 1960, ex senatore di centrodestra nella 17ª legislatura, ex commissario straordinario ACP di Palermo e vicepresidente nazionale, assume l'incarico di commissario straordinario e dunque alla guida dell'IRSAP, istituto che fa capo all'assessorato attività produttive, da poco riformato. 4 nuovi defibrillatori a Cammarata, nel quartiere della Gianguarna, in piazza Giolitti, accanto al liceo scientifico in piazza Francesco Crispi e in piazza Marrelli. Con gli altri 2 già esistenti viene così coperto tutto il paese. È un obiettivo raggiunto in ambito sanitario, dice il sindaco di Cammarata Giuseppe Manciapane, il quale aggiunge che nessun aspetto che riguarda la tutela dei cittadini verrà trascurato. E restiamo a Cammarata per parlare del Carnevale 2023. Sul sito del Comune è stato pubblicato il bando e il regolamento della manifestazione che si svolgerà dal 18 al 21 febbraio. Possono presentare domanda di partecipazione entro il 2 febbraio tutti coloro che sono interessati a realizzare carri allegorici o gruppi mascherati. Salvata una tartaruga dalla Guardia Costiera di Licata. Vediamo il servizio di Arturo Cantella. La Guardia Costiera di Licata nel pomeriggio di ieri ha salvato una tartaruga marina del tipo caretta caretta in difficoltà natatorie all'imboccatura del porto. L'avvistamento è avvenuto da parte del personale militare a bordo della motovedetta CP771. Il rientro dall'attività di servizio che prontamente portava l'esemplare a terra in attesa dell'arrivo del personale specializzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, centro di recupero e di primo sostegno di tartarughe marine di Palermo. All'atto del recupero la tartaruga del carapace di circa 30 cm presentava un sanguinamento alla bocca provocato probabilmente dall'amo di un palangaro. Il recupero è stato provvidenziale perché a causa delle difficoltà natatorie unite all'intero traffico di natanti che caratterizza l'imboccatura del porto di Licata, la tartaruga sarebbe verosimilmente morta da lì a poco. L'attività rientra nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto e della Guardia Costiera di Licata.
quotidianamente impegnati nella protezione dell'ambiente e della fauna marina, con specifico riguardo alla tartaruga caretta caretta, sempre più vulnerabile in quanto minacciata dalla cattura accidentale, dalla distribuzione di stili riproduttivi, dall'inquinamento da plastica all'erosione costiera, insieme alla pesca illegale e all'insidiosa presenza delle ghost net in acqua. All'esito delle cure mediche del caso, l'esemplare caretta caretta verrà liberato in mare, ritornando nel suo ambiente naturale. Il comune di Favara non aderisce allo stralcio delle cartelle esattoriali. Vediamo il perché con Giuseppe Moscato. La commissione ministeriale di liquidazione del comune di Favara, che si occupa del dissesto finanziario in cui versa il comune e quindi della gestione dei crediti dell'ente nel periodo di dissesto, ovvero fino all'anno 2015, ha adottato la delibera con la quale non rinuncia alle sanzioni sulle cartelle anni 2000-2015. Di conseguenza, il comune di Favara non aderisce alla possibilità di stralcio delle cartelle esattoriali relative a quel periodo prevista dalla recente normativa finanziaria nazionale. L'assessore alle finanze Pier Vaccaro comunica comunque che resta salva per il cittadino la possibilità di ottenere i medesimi benefici aderendo alla definizione agevolata prevista dal DL Sostegni, ovvero chiedendo la cosiddetta rottamazione, che prevede ugualmente l'eliminazione delle sanzioni per il pagamento della sola tassa. Sempre in tema finanziario, il Consiglio Comunale di Favara, convocato dalla Presidente Miriam Mignemi per martedì 31 gennaio, è chiamato a deliberare il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2020, ovvero il conto consuntivo. All'ordine del giorno del Consiglio anche la proposta di deliberazione relativa all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2023-2025. In discussione anche alcune proposte di modifica del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e diverse mozioni consiliari. L'assise cittadina è chiamata a riunirsi martedì 31 gennaio alle ore 18:30. La seduta sarà anche trasmessa in diretta streaming sul sito del Comune. Grazie al pronto intervento della Guardia Costiera di Porto Empedocle, un giovane agrigentino che stava per annegare è stato salvato nelle acque antistanti Punta Grante nel comune di Realmonte. A chiedere l'intervento dei soccorritori sono stati i genitori del ragazzo. Il 1 febbraio, in occasione della Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo, sulla facciata del comune di Agrigento verrà esposto lo striscione Stop alle bombe sui civili. La città dei Templi aderisce così all'iniziativa promossa dall'ANCI e dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. Un pulmino per il trasporto degli alunni con una cerimonia in piazza a Comitini. Vediamo il servizio. Con la breve cerimonia svoltasi sulla piazza Umberto I di Comitini, questa mattina è stato consegnato nelle mani del sindaco Luigi Nigrelli un pulmino Renault da 8 posti attrezzato al trasporto degli alunni, messo a disposizione dalla segreteria provinciale di Confartigianato Imprese Agrigento. Presente il presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Pensionati Franco Messina. L'iniziativa fa parte di un protocollo d'intesa tra Confartigianato Imprese Agrigento e il comune di Comitini, che nonostante abbia in organico un dipendente abilitato a fare l'autista, era sprovvisto del mezzo di trasporto scolastico. In cambio la possibilità da parte di Confartigianato Imprese Agrigento di poter utilizzare i locali dell'antico Palazzo Bellacera al fine di organizzare eventi e manifestazioni di tipo culturale e artistico. Questo pulmino servirà lo useremo da scuolabus. Grazie a questo protocollo d'intesa che abbiamo fatto con la Confartigianato abbiamo messo a disposizione il nostro Palazzo Bellacera e la Confartigianato ci ha dato in comodato d'uso questo pulmino che, come dicevo qualche secondo fa, verrà utilizzato da scuolabus. Io sono il presidente provinciale dell'ANAP, un'associazione che raggruppa gli anziani e i pensionati, e siamo felici e lieti di aver dato in comodato d'uso al comune di Comitini
questo pulmino per dare l'opportunità ai tanti ragazzi che si spostano da casa ed essere portati direttamente nelle classi e magari quest'estate direttamente al mare. Questo l'abbiamo fatto con piacere e intendiamo continuare a dare un rapporto di aiuto a questo comune di Comitini che noi stiamo adottando come Confartigianato. E adesso la pausa per la pubblicità, linea alla regia, a tra poco. A Messina scuole senza riscaldamenti, intervento di Patrizia Donato della CGIL, mentre scioperano per il freddo gli alunni a Capodorlando. Siamo nel 2023, è incredibile, stiamo qui ancora a raccontare di una bambina che è stata ricoverata in ospedale perché a scuola ha sentito freddo. Chiaramente questo episodio è successo in una scuola del sud, in una scuola siciliana, dove già i nostri studenti pagano un grossissimo prezzo in termini di dispersione scolastica, in termini di mancanza di infrastrutture, in termini di tempo scuola. Quando una famiglia affida i propri figli alla scuola, li affida nelle mani dello Stato e questa cosa dovrebbe essere uguale su tutto il territorio, non dovrebbero esserci delle differenze, delle disparità fra i figli che vanno a scuola al sud e i figli che vanno a scuola al nord. Eppure le soluzioni del Ministro, oggi i giornali parlano chiaro in questo senso, vanno in tutt'altra direzione, vanno proprio nella direzione di spaccarlo il paese, mentre invece i soldi, diciamo, i finanziamenti che vengono dal PNRR sono proprio vincolati al superamento di queste disuguaglianze. Noi come sindacato, come FLC, diciamo no assolutamente a questo progetto discriminatorio che mira a dividere il paese piuttosto che a unirlo. Stiamo facendo uno sciopero qua di Solucio Piccolo, questo perché? Perché non è possibile che nel 2023 ancora non abbiamo i riscaldamenti attivi, non abbiamo il riscaldamento, non abbiamo i termosifoni che si possono accendere, non abbiamo dei condizionatori che ci sono ma non funzionano, cioè l'apoteosi dello schifo. Quindi è una vergogna, stiamo lottando per un nostro diritto noi. Gli alunni del liceo Lucio Piccolo di Capodorlando hanno deciso ieri mattina di non entrare a scuola. Una decisione presa in segno di protesta contro la città metropolitana di Messina, proprietaria del plesso scolastico, in quanto da qualche giorno non funziona la caldaia e i termosifoni rimangono spenti. Gli studenti al freddo e al gelo hanno manifestato in maniera pacifica, chiedendo che il problema venga risolto. Secondo quanto lamentato dal comitato studentesco, il malfunzionamento della caldaia va avanti da circa una settimana. Gli studenti hanno evidenziato la vicinanza della dirigente scolastica e dei professori e sperano in un celere intervento della città metropolitana di Messina. Io frequento l'artistico che si trova nella sede associata e comunque anche noi partecipiamo a questo sciopero perché anche la nostra struttura appartiene alla provincia e i condizionatori non funzionano, in più le finestre sono rotte, quindi ci sono spifferi di aria e sentiamo molto freddo, siamo costretti a stare tutto il giorno con i giubbotti. Oggi 26 gennaio gli studenti del liceo Lucio Piccolo stanno scioperando perché non accendono i riscaldamenti in classe. Praticamente ci è stato detto che un giorno sì e un giorno no verranno accesi, semplicemente perché non funziona la caldaia. Quindi stiamo scioperando affinché questa caldaia venga finalmente sistemata. Quindi ci dobbiamo far sentire dalla provincia e stiamo facendo questo sciopero affinché ci diano i fondi necessari per poter aggiustare questo disagio, che è un nostro diritto. Oggi 26 gennaio siamo qui per scioperare per un nostro diritto che è stato violato, la temperatura delle nostre classi che nei periodi invernali dovrebbe essere più o meno dai 18 ai 22 gradi, ma nelle nostre classi per colpa di una caldaia che risale agli anni del 1950 più o meno, le temperature sono molto basse anche per gli infissi che sono alquanto vecchi. Siamo alla pagina sportiva, recupero della gara Enna Gela ed Empedoclina che vince con il Riesi. Stiamo parlando ovviamente di calcio con Carmelo Lentini. Un tiro di Agioac nei primi minuti dell'incontro regala 3 punti importantissimi all'Enna, che così accorcia le distanze dal capolista Akragas.
Chi si attendeva una gara a senso unico in favore della compagine ennese si è sbagliato di molto. Il Gela ha combattuto sino al 90° minuto e proprio in zona i Cesarini, una pericolosa deviazione del portiere ennese Caruso, ha evitato la spartizione dei punti. A questo punto si ricombatte la classifica, che vede in testa sempre l'Acragas con 45 punti, inseguito dall'Enna con 44. Sotto il Pro Favara con 38, poi segue ancora Don Carlo Misilmeri 36 e quindi Mazzara 32. Cambiando di categoria, quindi occupiamoci di prima categoria girone A, una Empedoclina tonica, forte in ogni reparto e cinica quanto basta, ha superato in trasferta un Riesi reattivo che ha tentato in tutti i modi di fermare la capolista del girone. Padrone di casa in vantaggio con Stolireu che pregusta la vittoria. Prontissima la replica a Granata, che raggiunge il pari con Bambà e poi vince la partita con Sicurella. Vince anche l'Atletico Favara, che supera con il più classico dei risultati il Branciforte. Vantaggio dell'esperto Mariano Cordaro della Pro Favara e raddoppio di Terranova. Gara è rinviata invece a mercoledì prossimo tra Campobello e Sant'Anna Enna. In classifica generale aumenta il vantaggio dell'Empedoclina sulle seconde, che adesso è di ben 12 punti, mentre si fa sempre più serrata la lotta per la migliore posizione possibile in seguito per conquistare la griglia playoff. Coinvolto anche l'Atletico Favara, distante appena 3 punti. Nel prossimo turno torna a giocare al Collura l'Empedoclina, che ospita la Sommatinese, mentre l'Atletico Favara sarà di scena al Valentino Mazzola di San Cataldo contro la locale Master Pro. Infine lunga trasferta per il Campobello dedicata in quel di Nicosia. Ascoltiamo adesso l'intervista all'allenatore del Licata. Avvolgendo un po' il nastro, tornando alla partita del Massimino, ci sono stati tanti segnali positivi. Li hai colti? Sì, direi che tutto sommato abbiamo fatto una buona partita, siamo stati quasi sempre in partita fino quasi all'80°. Sapevamo che era una partita difficilissima contro una grande squadra che ha vinto sicuramente meritatamente, però noi abbiamo fatto secondo me una buona figura, anche se il risultato può sembrare un po' eccessivo, perché siamo rimasti, come ho detto prima, in partita fino all'80° e poi le 2 espulsioni. Sicuramente contro una grande squadra come la loro non puoi regalare uomini. Comunque ci sono state delle indicazioni sempre positive da parte della squadra. Di buono c'è che il Catania ce lo siamo lasciati alle spalle per quest'anno, ormai è andato, si pensa al futuro, ci sono segnali e indicazioni interessanti. Ecco, che seconda parte di campionato ti aspetti? Una parte sicuramente difficile, il girone di ritorno è sempre un campionato difficile perché si accorciano le giornate, le squadre cercano di arrivare agli obiettivi prima possibili e noi dobbiamo arrivare a quello che abbiamo sempre detto, arrivare all'obiettivo della salvezza prima possibile e poi la valorizzazione dei giovani e cercare sempre di portare avanti il progetto giovane. Domenica ci aspetta una partita difficile, anche se può sembrare facile, perché giochiamo contro una squadra che nelle ultime 5 partite ha fatto 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Viene da un momento, da una sconfitta interna, però veniva da un buon momento e le preoccupazioni sono quelle che tu pensi, o spero che la squadra non pensi di giocare con l'ultima in classifica, ma giocare una partita importante contro una buona squadra. Dovrai fare a meno di 2 squalificati, Senna e Vitolo, e poi infortunato Cappello. Sì, abbiamo queste 3 defezioni, Cappello e i 2 squalificati, Vitolo e Frisenna, però il resto è tutto disponibile e mi aspetto domenica veramente una partita di grande spessore e di grande maturità.
perché queste sono le partite più difficili, più insidiose, e dobbiamo essere pronti a arrivarci bene con la testa e con la concentrazione giusta per cercare di arrivare a successo e così mettere dentro la classifica ancora più punti per arrivare all'obiettivo prefissato. Veniamo al basket. La Fortitudo Moncada domani giocherà in trasferta a Milano. Arturo Cantella. Sabato sera di fuoco per la Fortitudo Agrigento in trasferta a Milano per affrontare l'Unania nel match valido per la 19ª giornata di campionato. La squadra del coach Cagnardi viene da una brutta sconfitta a Latina e ha sicuramente voglia di riscatto e necessità di 2 punti importanti in vista della seconda fase della stagione. Agrigento e Milano si equivalgono in classifica, con tutti e due attestati a 18 punti. La squadra lombarda viene da una bella vittoria in trasferta a Piacenza, uno dei tanti scontri diretti, mentre la Fortitudo Agrigento farà a meno di Giuseppe Cuffaro, play in settimana, che ha rescisso il contratto dopo 8 stagioni in biancazzurro. La Fortitudo Moncada proverà a vendicare la sconfitta casalinga del girone di andata. A oggi è l'ultima sconfitta al Palamoncada per la squadra di Cagnardi, che afferma come affrontiamo l'Urania Milano in quella che è la seconda trasferta consecutiva. Sono una squadra con grande personalità e la consapevolezza di avere tanto talento offensivo, diffuso e ben organizzato del coach Villa. Nella partita di andata, continua Cagnardi, sono venuti a casa nostra strappando una vittoria all'ultimo secondo in una partita che ci ha ferito e ancora ci ricordiamo bene. Quindi, conclude Cagnardi, entreremo in campo come sempre per dare il meglio di noi, per dare battaglia ai nostri avversari. L'appuntamento sarà per sabato sera alle 20:30 al Palalido di Milano. Bene, è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.